E sei sicuro che Freddy non si farà vivo davvero? Non può arrivare, non arriva. E se telefono? Non telefona, non viene e non telefona. E come cazzo fai a saperlo? Minchia. Lo so, ok? Sono stramaledettamente sicuro che quel testa di cazzo di Freddy non verrà, fidati. E sei sicuro che Carmine mi dà il pacco? Carminetti deve dare il pacco. Lui deve assolutamente fare la consegna. Perché gli fanno un culo così se non fa la consegna a Freddy, ok? Sì. Però è strano. Cosa è strano? È strano tutta questa faccenda. Sei poi sicuro che quello non mi sgama? Carmine, ma dai Carmine, ma Carmine non è mica uno sveglio. E sei sicuro che Carmine deve dare il pacco proprio a Freddy? Cazzo, è la cosa più sicura che esista. E come cazzo fai a esserne sicuro? Vabbè Musco, adesso te lo dico. Oggi ho incontrato Freddy. Tu lo sai che io e Freddy eravamo, cioè siamo ottimi amici. E lui mi ha detto che stasera sarebbe venuto da Carmine a ritirare un pacco. Chiaro? Da uno che non lo conosce. Esatto, perché Carmine e Freddy sono due poni. Sono che cosa? Due poni, due corrieri, cazzo, meno sanno meglio è. E quindi Freddy viene qui a ritirare il pacco da uno che non sa nulla, giusto? Da uno che sa solo che si chiama Freddy, a cui deve consegnare il pacco. Freddy non verrà. Sì che verrà, cazzo! Verrà il falso Freddy, che poi sei tu, minchia! Quindi io vado lì e gli dico: ciao Carmine, sono Freddy, sono venuto a ritirare un pacco. Mi dai il pacco, Tu io prendi prendo il pacco e prendo il torni in pacco, macchina. torno in macchina. E ce la filiamo. 5 minuti ed è tutto finito, ok? Dai. Sei poi sicuro che Freddy non si farà vivo? Minchia, sono sicurissimo che non si farà vivo. C'ho le mie ragioni, fidati. Ma come fai a dirlo, cazzo? Senti, io sono sicuro al 100% che Freddy, quel fottuto stronzo di Freddy, non si farà assolutamente vivo! Se lo dici tu, lo dici tu. Dai, Vabbè, allora io vado. vai. Dai, D'accordo, dai, vado. vai. Senti, ma perché cazzo Freddy ti ha raccontato questa faccenda del pacco da consegnare? Minchia. Perché siamo amici, ok? Siamo amici!